buongiorno a tutti. Sono ancora nell'eco delle parole del Monsignor Pegoraro e l'argomento che così un po' scelto di presentare qui è questo sconosciuto. Non c'è neanche una parola in italiano. Ah, era per la luce negli occhi. No? Dunque, ageismo è un bruttissimo neologismo, anglicismo terribile, ma come lo chiamiamo? Il pregiudizio basato sull'età, lo stereotipo, l'atteggiamento nei confronti dei vecchi. Vado con questo, ma vorrei subito dirvi delle cose per farvi capire quanto questo, a mio avviso, sono 45 anni che studio l'invecchiamento. Ho incominciato in epoca in cui non c'era un interesse personale, ma via via mi ha appassionato e trovo che questo argomento, che non è affrontato, è un argomento centrale che va svelato, perché è dentro in ognuno di noi ed è ben presente e chiaro dal punto di vista psicologico perché è dentro ognuno di noi. Monsignor Pegoraro prima diceva, ma quando è che noi ci rendiamo conto che la nostra vita ha dei limiti e un termine? Quando ci confrontiamo con questi limiti e con questo termine? Questo, siccome abbiamo un'enorme paura, la psicologia l'ha anche formalizzato, terror management theory, è il terrore più profondo, allora lo eliminiamo da noi e togliamo lo sguardo anche da tutti quelli che questo aspetto ci possono ricordare. Perché non è possibile che l'aspetto di cura, che è il fondamento della società e della cultura, si dice che la società civile è nata nel momento in cui un uomo era caduto, si era rotto il femore milioni di anni fa e ha trovato qualcuno che lo ha riparato, che gli ha portato da mangiare, che gli ha permesso di guarire quel femore rotto e di riprendere. Quindi questa è la nostra base. Che invece si rifugga da questo e che ci si deve aumentare. Ci dice qualcosa di più. Il dottor Volpe mi diceva l'anno scorso quando ci siamo incontrati che due bravissime OS che lavoravano da lui, che avevano uno stipendio adeguato, che lo avevano abbandonato per fare un lavoro più pesante, meno di soddisfazione. Ma non era il lavoro di curare i vecchi, perché i vecchi sono gli ultimi. E chi cura i vecchi cura gli ultimi e quindi fa parte dello stesso stigma. Questo è quello di cui vi voglio parlare. È uno stereotipo, cosa pensiamo, è un pregiudizio, cosa sentiamo ed è una discriminazione rivolta alle persone per il solo fatto della loro età. Allora, se possiamo in qualche modo capire che gli altri da noi non ci piacciono, che gli altri da noi abbiano cose diverse, la familiarità è una cosa importante per cui hanno altri odori, mangiano altre cose, hanno altre religioni, hanno altri gusti, hanno altre inclinazioni e non ci piacciono, quella sull'età è veramente incredibile. Perché tutti noi, se siamo fortunati, diventiamo vecchi. Non è altro da noi. Un mio gran maestro, il professor Cesabianchi, ha scritto un libro, Vecchio sarà lei. Vecchi sono sempre gli altri, anche quando ne parliamo. Questi vecchi, questo tsunami, questa è la grande rivoluzione demografica, grazie al professore che prima ci ha illustrato, ma perché deve essere una disgrazia? La longevità, la vita che ci viene data in più, è una risorsa, è un dono. Io sono ad esempio tanto lenta
E avendo qualche anno in più, spero di poter capire qualcosa di più, di poter smussare certe cose, di poter accoglierne altre. Perché deve essere la disgrazia del nostro? È la risorsa. Noi viviamo in un momento storico unico, non si è mai verificato. Allora è giusto che pensiamo che non sappiamo come fare con questo invecchiamento, ma questo invecchiamento incomincia a diventare longevità. Ed è una risorsa meravigliosa. Questi boomer di cui io mi vanto di essere prototipo, siamo tanti, ma stiamo bene. Ma economicamente sosteniamo i nostri figli, i nostri nipoti. Li andiamo a prendere, vi faccio un esempio di famiglia. Mio marito si alza la mattina, va a prendere a casa dei figli, va a prendere i nipotini, li porta a scuola, poi va a fare lavori di cura stamattina è partito alle 6, ma si è alzato ben prima, è andato a Roma a tenere una conferenza, torna indietro stasera. Gestiamo relazioni e abbiamo sugli 80 anni, tra poco, non ci manca tanto. Bene. L'incidenza dell'ageismo è a livello globale. Secondo questo Global Report recente, una persona su 2 nel mondo manifesta atteggiamenti discriminatori verso gli anziani. Quindi è inutile che diciamo gli altri, siamo noi che diventeremo vecchi e noi che abbiamo pregiudizi. Io che ho pregiudizi verso i vecchi, perché ho paura di quello che succederà. Meno di 1/3 dei paesi ha politiche attive anti-ageism e l'ageism è il pregiudizio contro i vecchi, la discriminazione dei vecchi è un ostacolo silenzioso all'invecchiamento sano e alla coesione sociale. Qui abbiamo il Global Report degli anni 21-31, problema globale con problemi profondi sulla salute, perché adesso lo vedremo, perché questo pregiudizio, l'atteggiamento che si ha agli altri si ha verso se stessi e quindi ci si ammala per questo pregiudizio, per come si è trattati e per come si introietta questa visione pessimistica e nera sull'economia e sulla coesione sociale. Prima di me Don Pegoraro ha detto l'importanza di un patto intergenerazionale. Se non c'è questo non andiamo da nessuna parte. Caratteristiche di questo pregiudizio, l'ampiezza della diffusione. Non è che ci raccontano una volta che eravamo più buoni, le famiglie patriarcali, allora lì i vecchi erano rispettati. No, era rispettato un vecchio, quello che teneva i cordoni della borsa. I vecchi sono sempre stati trattati. C'è un mito bellissimo, quello di Aurora e di Titone, ve lo racconterò un'altra volta, ma anche nei miti greci gli anziani, i vecchi, se diventavano fastidiosi, se chiedevano qualcosa, erano considerati da chiudere. Aurora segrega Titone, chiude le varie porte, lo segrega in casa e poi, quando non ne può più, lo fa diventare una cicala perché non lo vuole più vedere. Tollerabilità sociale. Ecco, questo tipo di piaga sociale e personale è camuffata da benevolenza, da ironia, le battutine, l'atteggiamento nonnino caro, si dà del tu, l'ingegnere, l'avvocato, il giudice, ma tutti del tu, tutti manina sulla spalla, tutti buoni, bravi, finché fanno come voglio io. Questo è ancora più interessante. Intanto intersezione. Non solo i giovani verso i vecchi, ma anche i vecchi tra di loro. Vecchio sarà lei, gli altri. Vi potrei raccontare decine di dati di ricerca molto interessanti, secondo me, in cui i vecchi si deprezzano, dicono che faranno peggio, ma i coetanei loro peggio ancora, perché i coetanei, quelli sì che sono vecchi, mi no. E
la cumulabilità perché questo tipo di pregiudizio si somma, ad esempio a quello di genere. Quindi se sei vecchio, ma sei anche vecchia, è peggio. Se poi il tuo orientamento sessuale non è quello prevalente, è anche peggio. Se la tua religione è un'altra, è anche peggio. Se la tua etnia è un'altra, questi pregiudizi si sommano e il risultato, ad esempio, fa sì che non trovi lavoro, che non trovi casa, che la sanità risponde meno alle tue richieste. Ha dei costi molto forti nei sistemi sanitari, le diagnosi tardive, l'aderenza terapeutica, sul lavoro, la possibilità, perché bisogna andare in pensione a una certa età. Adesso spero che siate tutti quanti over, perché no? Ma se siamo capaci, se la nostra mente funziona ancora, se abbiamo le forze, perché dobbiamo sprecare delle risorse? Perché è un pregiudizio, perché si mettono in giro dei falsi, e gli economisti lo spiegano bene, che i posti di lavoro non sono parcheggi in cui esce uno e entra un altro. I posti di lavoro si creano, guardate ad esempio la sanità, potremmo avere tantissimi medici che... Bene, allora ad esempio miliardi di dollari per questo problema, 63 milioni di dollari annui solo negli Stati Uniti per costi sanitari evitabili legati a stereotipi negativi interiorizzati. Quindi questo stereotipo riduce la coesione sociale e amplifica le disuguaglianze intergenerazionali. Cosa si pensa? Che i vecchi sono tutti uguali, improduttivi, lenti, smemorati, incapaci di imparare, malati, peso sociale, tristi, depressi, noiosi, brontoloni, ditemi ancora voi. La realtà scientifica è ben altra. Intanto la prima caratteristica è questa. I vecchi sono tutti diversi. I giovani potranno essere tutti simili, ma siccome già nasciamo tutti diversi alla nascita e poi abbiamo tutti esperienze diverse che viviamo con un apparato fisico e psichico già differente, la forchetta con gli anni si allarga e la popolazione anziana è sempre più diversa. Voi, negli ottantenni, potete trovare quelli che arrampicano in montagna, quelli che sono seduti a casa davanti al televisore, quelli che gestiscono i pronipoti, eccetera, eccetera. La differenza è massima. La variabilità è la caratteristica della vecchiaia, diventiamo ognuno di noi il prototipo di se stesso. E quindi guardiamo bene di curare e di migliorare, di smussare, di diventare più flessibili, di apprendere lifelong learning tutto lungo l'arco di vita. Ma torniamo invece agli altri aspetti. Le neuroscienze ci dicono chiaramente che la mente può restare attiva e lucida. Si chiama riserva cognitiva. Una mente affetta da demenza, non lo dico io, la copertina del Time, il NAN Study, uno studio citatissimo, un cervello ammalato di demenza e una mente che funziona ancora adeguatamente. Perché? Perché questo è l'unico vero tesoro che possiamo accumulare di disponibilità, di conoscenza, di flessibilità cognitiva. Su questo possiamo lavorare. È sempre possibile apprendere nuove abilità. La flessibilità cognitiva è un dato scientifico. Anche le persone con demenza conclamata sono in grado di apprendere con delle limitazioni. Io devo dirvi che invidio grandemente i ventenni e le loro abilità cognitive, però ancora adesso studio e imparo, a tutte le età con una differenza.
da questo punto di vista, siccome il picco delle abilità cognitive è intorno ai 20 anni, allora dovremmo dire che dai 20 anni si incomincia a invecchiare cognitivamente. E vedete qui metto diversi tipi di età perché l'età cronologica è un numero. C'è un'età biologica, c'è un'età sociale quando andiamo in pensione, c'è un'età della funzionalità, c'è un'età diverse, quindi anche le etichette devono un po' cambiare. Come si manifesta? A livello istituzionale, a livello interpersonale, a livello interiorizzato. Lascio alla politica, alle istituzioni, il resto, ma dal punto di vista psicologico il fatto che quando gli altri mi guardano e mi dicono beh ma insomma non è mica tanto centrata, beh ma non sta nei tempi, mi direbbero tutti i miei allievi che ero così anche 30 anni fa che sballavo sempre i tempi, quindi non è perché sono vecchia. Vado velocissima solo, non vi dico, ma vi potrei elencare l'ageismo nella mente, l'ageismo nel lavoro, l'ageismo alla guida, l'ageismo sull'affettività, sulla sessualità, rispetto ai servizi sociali, nelle comunicazioni, il linguaggio dell'anziano e l'ageismo di genere. Per ognuno di questi c'è una ricchissima letteratura scientifica. Stereotipo introiettato, quando questo succede peggiora il mio livello di salute, il mio funzionamento cognitivo, mi confondo, mi deprimo, il mio benessere psicologico va a farsi benedire, depressione, ritiro sociale. Questi sono dati terribili, qui vi mostro che se a livello mondiale l'ageismo è diffuso, in Europa, che è un paese di vecchi, come abbiamo sentito prima, è il primo stereotipo, più forte di tutti gli altri. C'è l'idea di avere un nuovo paradigma che è basato non sul terrore, non sull'obnubilazione, non sull'emarginazione, non sulla negazione della vita. Non è che la vita è produrre la vita ha un significato diverso e la vecchiaia ce lo mostra. E solo chiudo facendovi vedere le nuove visioni dell'invecchiamento. Se questo stereotipo, questa idea ci fa ammalare, ci rende soli, ci emargina, ci fa morire prima, possiamo avere un'altra visione. Possiamo avere una visione che, ad esempio, abbiamo davanti degli anni fortunati in cui possiamo essere più liberi, possiamo essere più creativi, possiamo essere di maggiore aiuto agli altri, ci può essere una maggior coesione sociale, la creatività, la generatività, tantissime cose ci presentano. Antonini, il fondatore della geriatria in Italia, mi aveva regalato a suo tempo un meraviglioso libro che si chiama L'età dei capolavori. Aveva raccolto tutte le opere d'arte di artisti molto molto anziani. Ecco, allora, dalle etichette, stigma, vecchio, la mano rugosa, il bastone, a una lettura invece che non è più centrata sul deficit, ma invece ha una prospettiva orientata alla crescita, l'arco di vita, in cui tutte le età sono degne di essere vissute e hanno i loro frutti. Un apprendimento lungo tutto l'arco di vita, dall'età come destino all'età come costruzione di senso, dall'individuo che diventa un soggetto attivo nella definizione del proprio invecchiamento. Grazie.